live, buon pomeriggio da Diletta Testoni e Diletta Cosaro qui a bordo campo per raccontarvi quella che sarà la lunga giornata di oggi. Si fa subito da ridere. Ciao Giulio, ben ritrovato. Ciao Stefano, ben trovato, ben trovati anche a chi ci sta guardando. Una bella giornata di sport anche oggi. Una bella giornata di calcio a 5 intensa, intensissima. Partiremo tra poco alle 14, vedete alle nostre spalle i ragazzi di DBS Miane e Montello, l'ottava e la prima della classe dopo il termine del girone di andata di Serie C1 che si stanno riscaldando, saranno loro ad aprire le danze di questa grande giornata. Cosa aspettarci? 4 sfide ad alto livello, grande spettacolo e tante emozioni. Sì, innanzitutto la Bell Bottega Arena anche oggi è meravigliosa, elettrizzante. Oggi si affrontano le migliori 8 della Serie C veneta, quindi saranno delle partite ad altissima adrenalina. Già la prima delle 14 sarà sicuramente emozionante. Ovviamente qui ho i miei appunti perché nella mia testa, nonostante sia Testoni, attenzione alla solata, il passaggio all'indietro a dar fastidio, ma non importa. Alle 14 si apre con Montello DBS Miane, poi alle 16:30 toccherà l'Arzignano, secondo in classifica contro la Marca Futsal Montebelluna. Alle 19 toccherà il Conegliano, Atletico Conegliano terzo nella classifica provvisoria dopo il girone di andata contro la Mestre Fenice, e chiuderemo con il match tra quarta e quinta in classifica Union Davoli Infinity Futsal Godeco, squadra tra l'altro di casa nella bellissima Bell Bottega Arena. Ovviamente ringraziamo subito i ragazzi della team Giorgione che per il quarto anno di fila ci ospitano, ma ospitano tante manifestazioni legate alla LND del Veneto, al calcio a 5. Facciamo però un passetto indietro, Giulio. Ieri anche tu al mio fianco, poi anche con Alberto Nogara, abbiamo raccontato 4 partite del futsal femminile, la giornata che ha aperto questa 4 giorni di calcio a 5, di pallone rimasto controllato, tanti gol, tante partite che hanno comunque regalato anche emozioni, e toccherà poi ritornare a lunedì. Ma raccontaci un po', puoi pure usare anche i miei appunti, quello Grazie. che è stato insomma la giornata di ieri. Sì, allora ieri assolutamente anche il futsal femminile ci ha regalato moltissime emozioni. Eravamo partiti con la prima della classe Bologna e abbiamo concluso ieri in tarda serata con i rigori che hanno visto prevalere poi il San Martino, quindi dei bellissimi quarti di finale che hanno emozionato anche tutto il palazzetto. Siamo pronti ora per anche la giornata di domani. Bologna che secondo il nostro modo di vedere, penso di portare via le parole dalla tua bocca, è la formazione che è la favorita numero 1 e cercherà di bissare la vittoria dello scorso anno. Un Bologna che però domani alle 14 aprirà la giornata di semifinale proprio contro il San Martino, una squadra che forse ha peccato, possiamo dire un po' di presunzione, doveva chiuderla molto prima, anche se ci dà di tiene di mister Albertini, ha giocato una partita accorta dietro con una ginocchio tra i pali, veramente in gran stato, MVP della giornata di ieri, classe 2009 il portiere Nicol Ginocchio, veramente di sicuro avvenire. E c'era anche il presidente di San Martino vicino a noi, non era felicissimo, secondo me una tiratina d'orecchie le sue ragazze l'ha fatta. Rosa che nonostante la posizione in classifica dopo il giro di andata al sesto posto ha messo degli innesti importanti per puntare a quel salto che comunque vogliono e possono meritare. Sì, assolutamente, infatti il presidente ieri non era per nulla contento, voleva una vittoria probabilmente molto più larga, sapendo che poi in semifinale avrebbe trovato il Bologna. Ha faticato molto il San Martino, c'è anche una nota stonata che è l'infortunio di Salvador, quindi diciamo che il San Martino arriva un po' spuntato a questa semifinale. Effettivamente c'è da dire che il Bologna, anche dal canto mio, è assolutamente la favorita, quindi sarà una partita intensa e il San Martino dovrà fare gli straordinari sicuramente. Alle 16:30 poi la seconda semifinale, un derby tutto emiliano, perché ricordiamo che quest'anno tocca al Veneto ospitare le finali del campionato interregionale tra Futsal Reggiana e 10 Martiri. Sulla carta 10 Martiri favorite, però come dicono gli allenatori, partite secche, 1x 2 in schedina per tutte. Sì, assolutamente, anche perché il Futsal Reggiana ha avuto ragione del rossoneri C5 solo per 1-0, nonostante un'ottima comunque difesa. 10 Martiri, un'altra squadra che è sicuramente la favorita della semifinale, ma ha dato
non ha accelerato più di tanto. La vedo come una partita con pochi gol, con due squadre molto ben piazzate in campo. Qua dietro lo vediamo lì vicino, c'è un ragazzino che si chiama Edgar Bertoni, che salutiamo, e va dentro a cambiarsi. Vediamo se viene a salutarci. Ma proprio una battuta al volo, Edgar. Ciao Edgar. Ma per te è la prima volta in una Final 8 o ne hai già giocate nella tua carriera? Io ho giocato, sì, abbastanza, dai. In bocca al lupo, vai negli spogliatoi con i tuoi compagni. Era una battuta, bisognava spararla un po' alla baggianata per stemperare un po' l'emozione. Ma Edgar Bertoni, insomma, chi è che non conosce un giocatore che ha fatto la storia di una squadra qui vicino? E lo dico io che ero grande avversario di quello che era il vero Grifo, no? Grifo Luparensi, grandi derby. Prima contro ottava, sulla carta anche qui Montello con una grande rosa che dovrebbe avere carta bianca, però l'inside e anche delle scorse edizioni, insomma qualche Final 8 l'abbiamo seguita raccontandole o anche in veste da tifoso, così insomma nulla è scontato. Cosa deve fare DBS Miane per sovvertire quello che è il pronostico a favore del Montello? Sì, assolutamente, adesso tra poco avremo anche mister Donisi del Montello. Il Montello è sicuramente la squadra da battere, Leandrigno, Bertoni punterà sicuramente sull'esperienza e su delle giocate di livello. Cosa deve fare il Miane? Il Miane deve giocare in maniera molto veloce, molto verticale, sfruttare anche tutte le atleticità dei giovani ragazzi, Milovanovic ad esempio e Grisciai, e fare il massimo per mettere in difficoltà il Montello. Vediamo se arriva mister Donisi. Mister Alessandro Donisi. Ciao Alessandro, ben trovato, fra poco arriverà anche Gabriele De Francesc. Allora, visto che comunque i tuoi ragazzi ti aspettano negli spogliatoi, siamo già qua con te, qual è il clima prepartito del tuo Montello, come ci arrivate? Tutti cercheranno però di battervi, perché avete chiuso davanti a tutti con merito la stagione regolare e oggi è una partita secca, non conta la classifica. No, anche perché giochiamo contro una squadra che comunque nel mercato di gennaio si è rinforzata pesantemente e secondo me farà un gran girone di ritorno. Noi ci arriviamo cercando di onorare questa competizione, ma anche comunque ragionando a lungo termine, perché è una competizione che se va in finale ti impone 3 gare in 3 giorni e noi poi venerdì abbiamo una gara abbastanza importante in campionato. Abbiamo fatto un turnover ragionato, ma comunque che entra in campo darà il massimo. Venerdì sento io un palazzetto a me caro, lo conosco bene quel palazzetto, e una bella manifestazione. Tombolo è patria ormai del calcio a 5 di un certo livello. No, è una bellissima manifestazione, io poi l'ho anche vinta nel 2018, ma eravamo a Padova. È organizzata benissimo, dispiace solamente che sia così complessa e che quindi questo ci mette un po' in difficoltà, però è fatta molto bene, richiama molte persone e secondo me rispetto ad altre regioni dove la Coppa è molto snobbata, qua invece è molto valorizzata. 7 anni fa aveva qualche cappello in bianco in meno. Sì, in bocca al lupo Alessandro, buona partita. C'è anche Gabriele, lo mettiamo qua in mezzo. Sì, prego mister. Ciao Gabriele, ciao Gabriele De Francesc, tecnico del Miane. Giulio, si parlava con mister Donisi che sì, la classifica dice prima contro ottava, però insomma avete un po' cambiato le carte, quindi anche lui non si fida del Miane. Ma no, guarda, più che cambiato abbiamo cercato di rimetterci sulla giusta corsia, no? Abbiamo fatto qualche cambiamento di formazione, abbiamo fatto delle cose nuove, ma in realtà cerchiamo di continuare quello che abbiamo imbastito inizio anno, migliorandolo. A livello di portiere siete messi a posto, no? Ma tenetevelo giù per una partita almeno, perché sennò poi viene su da me a fare il commento. No, a parte le battute, salutiamo il buon Alberto Nogara. Qual è il vostro obiettivo per questa partita? Ovviamente tutti vogliono arrivare alla finale di martedì, no? Però ne arrivano solo 2 e una solo vince. Guarda, è vero tatticismo. La classifica insomma di C1 non è che ci vede benissimo, no? Perciò questo per noi è un obiettivo. Giochiamo contro quella che oggi è sicuramente la squadra che emerge desde prima, però è uno stimolo, mi ha tolto un problema in settimana, che è quello di prepararla a livello emotivo, non è servito, perciò noi veniamo e giochiamo al massimo delle nostre capacità. Poi il campo dirà se abbiamo fatto bene, se abbiamo fatto male, però sicuramente al massimo delle nostre possibilità ce la giochiamo. Sì, punterai sicuramente sui tuoi giovani terribili, Aurelio, Milos. Sì, assolutamente, quella comunque è una filosofia della società che un po' hanno inculcato anche a me e mi piace un sacco, il 2003, 4, 5, oggi abbiamo un 2007, è
si è appena aggregato a noi, abbiamo anche qualche vecchiotto che dà una mano ai giovani, però non deve farci vincere le partite il vecchiotto, deve darci una mano a far meglio e a far crescere questi ragazzi che sono davvero interessanti per noi e che rappresentano il futuro della DBS del Miane. Grazie mister, in bocca al lupo, buona partita. Bocca al lupo mister, a presto. Chissà se rivedremo Alessandro, no, chissà chi rivedremo tra Alessandro e Gabriele. Sì. Quello che però speriamo che fra un 13 minuti scarsi possano esserci tanti gol e tante emozioni, perché è quello che ha bisogno di vedere anche il nostro pubblico da casa. Sì, assolutamente, sicuramente la Serie C secondo me aprirà molti spiragli dei gol, sono comunque tutte squadre fortissime che fanno il massimo campionato regionale, poi da una parte i giovani terribili del DBS, dall'altra parte tutta l'esperienza sia di mister Donisi che di Leandrino e Bertoni, sarà una partita sicuramente elettrizzante. Intanto piano piano anche la Belbotea Arena va un po' anche a riempirsi, no? Stanno arrivando sì tifosi ma anche addetti ai lavori, vedo Marco Bonoro responsabile del settore giovanile della CAM, poi ho visto anche l'ex mister del Rovereto, insomma a questa Final 8 è anche una fucina di talenti, ne sono passati tanti perché negli anni, insomma, ricordo lo scorso anno si parlava di C2, io sono innamorato di Tommaso Zanotto, il baby portiere della Mestre Felice, che non potrà essere oggi in campo perché alla sua età è già un giocatore importante in Serie 2, quindi insomma è una doppia vetrina anche da sfruttare sia per i ragazzi che scendono in campo e anche per le società. Sì, assolutamente, la Final 8 poi in questo momento della stagione apre degli scenari per chi viene a guardare, infatti addetti ai lavori ce ne sono veramente tanti, la Belbotea Arena sta veramente riempiendo, è una vetrina importante sia per i giovani che vogliono mettersi in mostra ma anche per le società, perché a livello di immagine è importante partecipare a una competizione così. Allora, parlando di Serie C, parlando di bianco e rosso, Forza Lane, oggi è Lumezzana. Speriamo bene, incrociamo le dita. Con Giulio Cosaro, il vostro test vi dà appuntamento a qualche minuto prima delle 14 per la diretta del primo quarto di finale, e chi giocherà in campo, ricordalo tu Giulio? Sì, ci sarà il DBS a Verso al Montello. Ecco, io volevo che sbagliasse ma non ce l'ho fatta. Ci vediamo più tardi, forza al futsal. A più tardi.
16 squadre in campo, 2 regioni, 2 Coppa Italia regionali, Serie C da conquistare, gol, spettacolo, emozioni assicurate. Tre, 6 gennaio, Belbote Arena di Tombolo. 16 squadre in campo, 2 regioni, 2 Coppa Italia regionali, Serie C da conquistare, gol, spettacolo, emozioni assicurate. Tre, 6 gennaio, Belbote Arena. Squadre pronte per entrare in campo, arriva l'ok della regia, si comincia, seconda giornata di quarti di finale dopo le sfide in rosa di ieri pomeriggio. Oggi tocca invece alle sfide azzurre, si comincia con il quarto di finale tra DBS Miane e la regina del girone di andata, il Montello. Stefano Testoni con immagini di Veneto Futsal TV e al mio fianco al commento tecnico Giulio Cosaro. Ben ritrovato Giulione. Ciao Stefano, buongiorno a tutti, benvenuti a questa Final 8 di Serie C, anche oggi una giornata intensa. Questa è la squadra del Miane, i direttori di gara, i signori Mbarca Bulaiedi di Padova, Augusto Enrico Spedo di Legnago, il crono Nicolò Zampaolo di Chioggia. In maglia bianca invece questa è la formazione del Montello. Guardate qui Edgar Roccia Bertoni. Abbiamo sentito nel pre-gara i due allenatori. Tra l'altro Giulio, visto che anche tu sei anche uno che i numeri uno li conosce, visto che qualcosina hai fatto tra i pali, 2 squadre con 3 portieri a testa, non è... Sì, si tratta di una cosa inusuale, probabilmente avere 3 portieri significa anche avere diverse scelte in base alle situazioni che si possono presentare durante la gara. Probabilmente, come in quella che era la Serie A di una volta, ci sono anche qui gli specialisti. In effetti in una Serie C di alta classifica ha senso probabilmente portarli tutti e 3. Sì, tra l'altro abbiamo nominato prima, poi lo avremo più tardi anche qua il commento tecnico, Alberto Nogara, preparatore dei portieri del Miane. Conosco bene perché ho avuto la fortuna di averci lavorato insieme per molti anni. Rompe i maroni in maniera impressionante, però gran persona, insomma, dai. Andiamo subito con i quintetti. Montello tra i pali Marco Boin, Francion, Nicoli, Bertoni e Panziera. A disposizione in una panchina per mister Alessandro Donisi, Fancin, Leandrigno, Zoppas, Coppe, Mion, Robazza e Fantini. Con la regia andiamo invece ora a leggere il quintetto di presenza del DBS Miane, che schiera tra i pali Gatto, Rotta, Milovanovic, Ajceik e Grishain. In panchina mister Francesca potrà utilizzare Mazzocco, Del Maso, Murador, Sciabani, Luisa e un altro paio di giocatori che però me li ha tolti prima che io potessi finire di leggerli, ma è bello anche prenderlo in giro. Vogliamo tanto bene al nostro super regista Michele Di Giambattista, che segue le sfide là dalla piccionaia, chiuso dietro alle telecamere ben dirette da Andrea Di Giambattista. Una squadra
che vince non si cambia, una squadra importante, visto che qua ne ho qualcuno in maglia granata, là adesso vediamo Cesari in versione prende l'ordinazione del McDonald's a fare le foto, questa invece è inquadrata, eccolo qua il Miti, eccolo qua che si sposta velocemente il buon Luca Cesari con una corsa, speriamo che il figlio Riccardo non corra così lentamente perché sennò non potrà arrivare su nessun pallone. Salutiamo allora anche i ragazzi dell'Antenore Padova di mister Rozzato. Queste erano le foto di rito, prima ovviamente anche oggi andremo ad osservare un minuto di silenzio per ricordare purtroppo anche le vittime italiane, 4 al momento, ci sono ancora 2 dispersi nella strage svizzera di Crans Montana della notte di San Silvestro. Alziamoci in piedi allora Giulione. Adesso si fa sul serio, 20 minuti per tempo, c'è il gioco, c'è il cronometro continuativo, in caso di parità calci di rigore direttamente, i supplementari sono nei finali di martedì, rigori che ieri hanno chiuso la lunga giornata in rosa. Pronostico Giulio? Sì, sicuramente il Montello parte assolutamente favorita. Il Milan, abbiamo sentito anche il mister prima, non farà calcoli ed è quello che deve assolutamente fare una squadra che non ha nulla da perdere, appunto come il DBS. E dal punto di vista tecnico mi sorprende un po' lo schieramento di Gatto in porta, che è sicuramente un portiere di buon inizio. Mi aspettavo Lupo. Intanto Grisciai ha fatto partire il primo quarto di finale maschile. Grisciai che è il miglior marcatore in campo del Miane con 13 gol d'attivo, dall'altra parte il numero 10 Leandrigno che parte dalla panchina, ne ha già segnati 18, parliamo di campionato, un campionato che ricomincerà venerdì sera e come diceva prima mister Donisi, insomma per il Montello subito un battesimo di fuoco, la prima di ritorno in casa dell'Arzignano al Palatese, prima contro seconda. Boin a toccare il primo pallone, lo serve dietro per Bertoni, il numero 3 Diego Nicoli, non poteva toccarlo Boin, dunque subito un corner con una vecchia conoscenza del futsal anche nazionale, Youssef Aycheik, che si prende il pallone dietro gli stendardi bianco-rossi, che bei colori bianco e rossi. Qui c'è soltanto un veronese che preferisce secondo me il giallo-blu là in fondo. Il resto insomma tra padovani e vicentini il bianco-rosso va di moda. Il corner, Aycheik dietro per il tiro di Grisciai, Miane che non ha paura. Sì, Miane che si è fatto subito sotto con questo calcio d'angolo. Questo potrebbe essere anche il mood della gara, un Montello che prova a far girare il pallone. Situazione di attesa per il DBS che potrebbe colpire soprattutto sui calci piazzati. Michael Epp a servire avanti Panziera, altro giovane da tenere in considerazione, una kermesse che come abbiamo detto prima in apertura nella postazione pre-gara da bordo campo insomma ha sempre regalato grandi emozioni per i giovani. Proprio Panziera a calciare un palo esterno. C'è però anche una deviazione, sì, perché vedo il Miane già disposto in fase difensiva, dunque pericolo scampato per la formazione di mister De Francesca, ottava con 15 punti, attenzione al tiro di Epp dalla distanza, 15 punti, meno della metà perché il Montello ne ha già conquistati 33, ruolino di marcia importante, 11 vittorie e una sola sconfitta. Montello che si avvia, anche se siamo a metà campionato, a essere la favorita per il passaggio nel nazionale. Ovvio che tutti i giocatori possono fare la differenza, Panziera soprattutto è un osservato speciale sia in ottica rappresentativa sia in ottica di squadre di più alta classifica poi nazionali, vediamo un po'.
Intanto recupera il Milan, due squadre che hanno segnato tanto. Grisciai vola sulla corsia laterale, Ajceik sulla sinistra, Ajceik a calciare, trova però l'opposizione di Nicoli che riparte con una giocata. Nicoli, Panziara sulla sinistra, servito, riceve il pallone dietro per Bertoni si accentra, fermato pulito da Ajceik, ancora Panziara, prendersi il pallone, poi fermato dal recupero del numero 22 Godbane. Due squadre che hanno segnato tanto in campionato, 60 gol il Montello, prima miglior marcatore, 44 invece quarto posto nella classifica i gol fatti il Milan che recupera il pallone. Ajceik 2 minuti e subito grande intensità in questo inizio di partita. Ajceik dato qui sbaglia, chiede scusa e un po' rimprovera anche il suo capitano Grisciai. Il Montello chiude molto bene le trame in fase difensiva, quindi il DBS cerca degli spazi che però sono difficili da trovare. Dovremmo abituarci secondo me a questi strappi, quindi dei contropiedi molto molto veloci, anche perché il DBS difende molto molto alto. Montello con Epp, l'imbucata perfetta, ottimo nel recupero, però il Miane, pressione alta quella del Montello, esce comunque bene il Miane, viene fermato in fallo laterale Godbane. Ajceik pronto a far rimettere in modalità on il cronometro, posiziona ora il pallone sul punto di battuta proprio sotto la nostra postazione, già battuto, movimento, scivola a terra Douglas Rotta, recupera il pallone ancora il Montello, la scivolata, toccato duro però senza fallo, subito segnalato Diego Nicoli, il direttore di gara, il signor Augusto Enrico Spedo di Legnago, che non c'era fallo, non aveva toccato l'avversario, che si rialza. Douglas Rotta, numero 6, lo vedete qui inquadrato, il 5 sportivo 3-2, dovrà fare attenzione però Nicoli, alla prossima potrebbe anche ricevere un cartellino. Partita comunque maschia, rilancio lungo di Gatto, il capitano Grisciai scarica dietro per Rotta, Ajceik riceve, fa segno ai compagni di muoversi, l'imbucata per Grisciai che non riesce a mantenere il pallone, allora Boin può ripartire dalla sua area di competenza. Sì, finora a parte la conclusione di Grisciai, pochi pericoli dalle parti di Boin, ma sicuramente il Miane ha delle armi anche nascoste, perché poi tra Milovanovic e Grisciai ci sono veramente due punteros. Pronto a rientrare intanto Leandrigno, primo cambio della partita, dare manforte in avanti, qui ottimo Panziara, va via sul fondo Panziara, un pallone in mezzo dove Nicoli non ha la voglia, la determinazione di crederci, era un missile terraria a mezza altezza, comunque ottima occasione, qui intanto non riesce ad uscire dalla propria area in modo pulito il Miane, concede un fallo laterale che Leandrigno va a battere in mezzo, bene Gatto qui, proprio come un gatto si distende Grisciai, intanto cerca di superare la metacampo, palla dietro per Ajceik che si accentra, non riesce a saltare Leandrigno bravo a recuperare il pallone, a muoverlo in avanti, Leandrigno spinto da Ajceik, c'è il fallo, lo conferma anche lui scuotendo la testa, primo fallo della partita, una partita che maschia ed intensa subito dall'avvio. Sì, qui tutta l'esperienza di Leandrigno a cercare un fallo che sicuramente c'era, ma era molto lieve e è caduto nel momento giusto. Ovviamente l'arbitro ha fischiato, siamo sui 9 metri defilati, quindi vediamo come Gatto sistemerà la barriera. Sicuramente ci sarà uno schema a conclusione, probabilmente. Si fa vedere vicino Michael Epp che è andato a parlare con Leandrigno, la rincorsa, Leandrigno, il tiro piazzato e il gol che va a trovare lo spazio giusto. Leandrigno mette a referto il gol numero 19 della stagione, il primo di questa sua Final 8, e insomma lo rivediamo, solo lui poteva aprirla in questo modo. Il Montello passa dopo 3 minuti e 53 secondi. Sì, situazione di calcio piazzato, ci aspettavamo tutti uno schema, in realtà Leandrigno con la sua esperienza ha puntato tutto sul talento e chiaramente ha portato in vantaggio il Montello con un'ottima conclusione. Secondo fallo intanto il muro da terra di Grisciai che aveva la mano alzata e Leandrigno ha cercato di dare attenzione alla ripartenza di Godbane va però sul lato
ben coperto da Michael Epp, la palla termina in fallo laterale, voleva rinvio dal fondo Boin, il signor Abuleid, la sezione di Padova indica il fallo laterale, pronto intanto ad entrare anche con la maglia numero 24 Riccardo Fantini per il Montello di mister Donisi. Non ha invece fatto alzare nessuno ancora il tecnico del Miana De Francesca. Qui tanto Aice che recupera il pallone, Epp arriva però come un fulmine e poi Gatto si prende la sfera, partita che cambia con il Miane che deve assolutamente cercare di farsi pericoloso in avanti. Sì, il Miane in questo momento è anche un po' tramortito perché il Montello pressa alto o comunque in una posizione molto avanzata di gioco e non lascia il pallino del gioco alla squadra in maglia gialla. Bortolini intanto riceve il pallone, uno scambio con Epp che cerca di andare a servire Fantini, ci riesce ma il pallone però esce oltre la linea lunga nera che delimita il rettangolo di gioco del Belbotea Arena. Aiceik, lo scambio con Rotta, fermato da Fantini che poi si prende un fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato Grisciai, pronto intanto un giocatore per il Miane, Leandrigno intanto vuole far muovere i compagni, Leandrigno deve aprire lo spazio, l'apertura buona, c'era l'idea, non l'ha però capita Fantini. Sì, era una bella apertura molto molto precisa di Leandrigno, ovviamente non facile poi da agganciare. Probabilmente Miane proverà ad aumentare anche la freschezza e la rapidità nella conclusione. Palla lunga intanto comodamente recuperata da Boin che fa ripartire subito il gioco veloce con Michael Epp, si muove Bortolini, Epp serve a sinistra però Leandrigno il fantasista, autore dei gol che decide fin qui la partita, apre nuovamente per Epp che va sul fondo, Bortolini in mezzo, un pallone importante, poi la difesa del Miane come può spara via, evita il pericolo, 14-10 da giocare. Giro palla ora del Montello che fa un buon possesso per cercare di aprire poi il varco nella difesa avversaria. Sì, il tempo effettivo ci regala anche poi questa possibilità di giocare molto molto lunghi in un campo come la Belbotea Arena che è un 40-20. Fa il suo ingresso anche Murador, quindi De Francesca si affida anche ai suoi giovani dell'Under. Murador per prendere subito un pallone, un contro break con il tiro risposta in due tempi di Gatto, il tiro era di Michael Epp, poi Gatto ha fatto il secondo pallone a Murador sul fondo, Murador cercava un passaggio in mezzo all'area per il suo capitano Grisciai, c'è però il recupero difensivo. Vediamo cosa succederà. Dietro per Aiceik, la piazzata e Boin, classe 83, esperienza pura, dice di no e salva respingendo il pallone dalla parte opposta e concedendo soltanto il fallo laterale che proprio Aiceik si incarica della battuta. Aiceik in mezzo, il pallone lo recupera la formazione del Montello, poi arriva il tiro in corsa di Grisciai che voleva una deviazione dalla parte opposta, oltre di metà campo con Leandrigno che muove avanti per il numero 24 Fantini, poi arriva Leandrigno con un tocco sotto, dolce come avesse mangiato pochi panettoni e pochi torroni, un tocco delizioso, doppietta personale, sale a quota 20 e al sesto minuto 53 secondi porta il Montello sul 2-0. Qui bellissima giocata, partita da Leandrigno, finita con Leandrigno, un campione di questo calibro fa sicuramente la differenza, ha fatto tutto facile e c'è il raddoppio del Montello. Intanto entra anche Mazzocco Gheno per la formazione del Miane che risponde con un tiro dalla distanza, ancora attento Boin, si prende il corner, poi Murador, un corner da sfruttare in casa della formazione di mister De Francesca, scodellato dietro il pallone poi per Mazzocco Gheno che va avanti, prova la conclusione della distanza, voleva un passaggio, bene a recuperare Coppe, il capitano del Montello che si incune dalla parte opposta, viene però fermato, allora un controplay per il Miane che riapre la partita con il gol del numero 9 Marco Murador che
dimezza subito lo svantaggio a 12:32 dal riposo. Partita apertissima, Giulia e Giulio, e questo magari fossi Giulia, e questo è un gran spettacolo. Sì, assolutamente. Allora Murador riapre la partita, tra l'altro lui è stato uno degli artefici della vittoria del campionato nazionale Under 21 l'anno scorso col Miane, non si è spaventato davanti al gigante Boin, lo ha superato con una suolata e la partita è riaperta. Gran solata, tra l'altro la partita di campionato giocata il 7 novembre aveva visto la vittoria indiscussa del Montello per 7-2, ci sono stati vari cambi, tanto il tiro di Bertoni, Gatto la sfiora alta sopra la traversa, quindi insomma sicuramente, dopo mai dire mai, ma difficilmente visto questo inizio di partita ci sarà ancora una golegada. Il Montello ora va a caccia ancora di un gol per riportarsi sul +2, c'è però la deviazione in fallo laterale del numero 21 Nicolò Bortolini. Sì, sicuramente il Montello, non so se mister Donisi con la sua esperienza si aspettava una partenza del genere, probabilmente sì, ma il Miane è assolutamente vivo e poi il tempo effettivo, siamo a 11:57 dalla fine, apre moltissimi scenari e quindi c'è ancora molto da giocare. 11:57 quello da giocare in questo primo tempo, è il primo quarto di finale, poi a seguire la sfida tra Arzignano e Marca Fuzza del Montebelluna, seconda contro settima, e poi andremo avanti con la sfida tra il Conegliano e... me lo sono perso, aspetta che vado a vedermi gli appunti, ho perso gli appunti, e alla fine poi Union Diavoli, Infiniti Futsal Godego. Sì, questa è la prima di 4 sfide. Conegliano Finisce, ma poi come scusa, ma stavo pensando a un'altra cosa anch'io. Dimenticarmi della squadra dei ragazzini terribili di Mister Landi, che l'anno scorso ha conquistato la Coppa di C2 proprio qui alla Belbotea Arena. Quindi intanto pressione alta, è rientrato in campo Nicoli, il pallone però sbatte sul suo piede, poi arriva tra le mani di Gatto che ha subito fatto ripartire l'azione del Miane. Bravo qui a recuperare il pallone il capitano Coppe, nonostante la giovane età. Di che anno è Coppe? Perché è Coppe 2000. È un 2000, insomma, un giovanotto, sì, dai, un giovanotto. 25 anni, 26 quest'anno, nonostante la giovane età è capitano e leader di una squadra dove in rosa ci sono due giocatori come Bertoni e Leandregni, insomma vuol dire che il ragazzo, e lo sappiamo, insomma, ha carattere. Qui intanto cerca di sfondare il muro Nicoli, la palla carambola ancora su Coppe, giro palla con Bertoni, ancora il movimento di palla avanti per Coppe, ci mette la punta del piede Mazzocco Gheno, non è un passaggio volontario, tanto lungo per Murador, lasciato libero da Bertoni, il pallone sfiorato dal numero 9 del Miane. Sì, il Miane è assolutamente in partita, poi l'inserimento di Murador ha dato linfa positiva alla squadra di mister De Francesco. Palla per Fantini fermato da Mazzocco Gheno, uno degli arrivi invernali. Mazzocco Gheno fermato da Coppe, recupera ancora Fantini, poi Mazzocco Gheno lo abbraccia, lo porta a terra, un abbraccio poco amorevole, quello del numero 7 del Miane, che viene redarguito dal signor Bark Abulayed della sezione di Padova. Terzo fallo Miane, mancano 10 minuti e 19, terzo fallo Miane col Montello avanti 2-1, Montello che farà ripartire il gioco, la punizione di Coppe comoda dalla parte opposta, palla ora che sfila Bertoni, si muove avanti Fantini, Bertoni professionale da Nicoli ancora giro palla col suo numero 15 Coppe, ora sulla corsia di sinistra, punta Mazzocco Gheno, si accentra lo scarico della parte opposta per Bertoni che spara diretto verso Mesfin Gatto, che in due tempi blocca il pallone. Finora ottima gara di Gatto, si sta comportando molto bene, non ha potuto nulla sulle Mamma mia, intanto la conclusione di Bortolini. Boin non si è sentito di bloccare un pallone che magari si stampava sull'incrocio di pali, ma poteva essere molto velenoso. L'abbiamo visto anche nel replay di Futsal Veneto TV. Attenzione, palla dietro per Mazzocco Gheno, tutte le partite in diretta live sulla pagina LND del Veneto, sul canale LND del Veneto, perché ovviamente essendo la LND del Veneto con sede a Marghera vicino a Venezia, là ci sono i canali, non ci sono le pagine, quindi sì, il buon Michele della regia continua a dirmi si dice canale. Nicoli ancora per il Montello, dietro da Bertoni,
Dopo un avvio un po' così, però il Miane si è disposto bene in difesa e per il Montello si fa più complicata. Giulio, cosa ne pensi? Sì, assolutamente. Il Montello appunto ha avuto un avvio fortissimo, poi il Miane ha riaperto la gara e si è fatto sotto. È cambiato anche l'assetto tattico perché la zona del Miane pura è diventata una zona mista, quindi seguono i giocatori e vogliono probabilmente puntare tutto anche dal punto di vista fisico. Intanto l'imbucata era per il numero 23 Panziera, Gatto a liberare il compagno sulla corsia di sinistra. Intanto si fa vedere anche Sciabane che viene contrastato, il pallone sfila dietro per Mazzocco Gheno che cerca di far partire Sciabane, arriva invece con la maglia numero 21 in corsa Nicolò Bortolini che però non arriva sul pallone. Allora quando mancano 8:35 si torna in possesso palla in casa Montello con Nicoli che va via, Nicoli va sul fondo, mette in mezzo un pallone che però si perde dietro gli stendardi biancorossi della Belboté Arena, con Gatto che riapre subito per Mazzocco Gheno, avanti Bortolini, il pallone per Murador, l'autore del gol che ha riaperto la partita. Mazzocco Gheno, ottima l'apertura per Sciabane che fa sfilare la sfera verso Murador danza sul pallone, Gheno fermato, riparte Panziera riparte veloce, Panziera bravo a vedere Coppe ma è bravissimo però Bortolini. Vale quanto un gol la difesa di Bortolini. Sì, assolutamente, Bortolini bravissimo, anche lui prodotto del vivaio del Miane. Da un punto di vista tattico è un po' cambiato. Vediamo. Attenzione a Sciabani per Murador, la finta, poi viene fermato da Leandrigno che l'esperienza mette giù il pallone, apre dalla parte opposta, recupera però bene Sciabani e Mazzocco Gheno rallenta un po' i ritmi di una partita che si stava facendo via via frenetica. Ancora il numero 7 in possesso del pallone, prolunga lungo verticale per Sciabani che copre bene la sfera, la scarica dietro ancora per il suo compagno di squadra, il numero 7 Mazzocco Gheno, l'apertura per Bortolini che è una giocata di fino, evita l'intervento del compagno e poi il pallone che sbatte su Coppe ed esce in fallo laterale. Ottima difesa di Coppe, notiamo la differenza quando c'è o non c'è in campo Leandrigno, infatti nei momenti un po' più calmi della partita Donisi lo lascia rifiatare, ma quando è ora di alzare il livello Leandrigno apre tutte le porte, altrimenti il Miane si fa sotto e poi è difficile fermarlo, soprattutto in contropiede. Rientra Godbane, però fa specie che ancora non sia entrato Boris Milovanovic, la maglia numero 23 del Miane, 8 gol per lui in campionato, chissà magari qualche problemino per lui, uno dei giovani insomma di sicuro interesse per la formazione di mister De Francesc. In prepartita non ci ha detto nulla, ma neanche qualche problemino oppure lo sta centellinando perché si sa insomma una competizione racchiusa nel giro di 3 giorni con le vacanze nel Meggio che non hanno permesso chissà quanti allenamenti di intensità. Intanto è arrivato anche il quarto fallo, proteste di mister De Francesc, quarto fallo 6:48, inizia ad essere pesante la situazione per il Miane. Sì, assolutamente, qui ovviamente noi non siamo chiamati a giudicare quelle che sono le scelte arbitrali. Ovviamente un fallo in questo momento della partita porta un enorme vantaggio al Montello, infatti mister Donisi ha chiamato immediatamente il time out perché andare a rete. Scusami, adesso qualche parola di troppo però per mister De Francesca che si becca anche il cartellino giallo. Lo avete visto in diretta con le immagini di Futsal Veneto TV, ecco qui invece mister Donisi, come dicevi tu, ha chiamato il time out per andare a giocare uno schema di punizione che tra l'altro aveva aperto anche le ostilità di questa sfida con il gol firmato da Leandrigno che poi ha bissato, doppietta personale per il fantasista, il folletto il numero 10 del Montello. De Francesc arrabbiato per la decisione di poc'anzi, ma questo anche il calcio a 5 e ci può stare insomma. Sì, assolutamente ci può stare, è chiaro che mister De Francesc ha capito che un quarto fallo tra l'altro a 0 in questo momento può mettere in difficoltà la sua squadra, soprattutto in un'ottica di recupero. Ovviamente Donisi ha sfruttato il momento e ora la posizione anche
propizia per andare a rete. Nel frattempo c'è Leandrigno che prende il pallone, vediamo se andrà ancora lui alla conclusione o se stavolta ci sarà uno schema. Leandrigno invece il pallone lo aveva solo passato, vicino al punto di battuta ci sono Michael Epp con la maglia numero 23 Andrea Panziera, 9 gol per il numero 23, 9 come i gol in campionato di Francesco Coppe, il capitano. Ricordiamo Leandrigno con la doppietta di oggi, sale a quota 20 gol stagionali tra campionato e Coppa, non ricordo quelli della Supercoppa giocata al Palatese, ma insomma sappiamo che Leandrigno sa ancora segnare nonostante la carta d'identità dica che non sia proprio più un under. Sì, Panziera ed Epp, il fischio, la rincorsa sfila via Panziera, Epp l'ha giocato sul fondo, palla per Leandrigno, il pallone poi gli viene toccato e non riesce a catapultarlo in porta. Era un ottimo schema, andiamo già dalla parte opposta con Sciabani che mette giù con il petto, golasso di Sciabani, la magia di Adurim Sciabani che fa il gesto dell'aquila, ma che golasso, stop di petto, si gira ed è una grande perla per questo primo quarto di finale. Sì, lo rivediamo, guardalo. Wow, che meraviglia, mette giù il Ma pallone, quasi un replay da YouPorn questo, bellissimo, cioè, va messo in prima pagina, anche dirlo, cioè, qua non serve neanche lo speed, attenzione dalla parte opposta, sì, perché c'è il problema che vorrebbero mettere anche lo speed, allora lì sarebbero problemi per tutti i maschietti. Sì. 2-2, tutto da rifare, una partita intensa. Se andiamo avanti così penso che domani mia moglie sarà felice perché domani mattina non sentirà la mia voce strimpellare per casa. Ma questo è anche il bello del calcio a 5 e la Final 8 a Tomo negli ultimi 4 anni, prima a Bassano, prima ancora a Brendola, poi prima ancora a Padova, insomma ne abbiamo visti di campi, regala grandi emozioni. Giulio. Sì, assolutamente, qui grande intervento di Gatto, possiamo quindi vedere, no, questi famosi strappi dove un gol mancato di poco da Leandrigno, lancio lunghissimo, bellissimo, mette giù il centravanti del Miane, riapre la gara. Adesso mi aspetto una mossa da Donisi perché ovviamente la partita era in controllo, ovvio che con un Miane così coriaceo è difficile. Vediamo un po' quali saranno le contromisure perché il Miane in questo momento ha l'inerzia dalla sua. Intanto è entrato Mion con la maglia numero 21, qui il pallone sbatte sul piede di Leandrigno, prima il sinistro poi il destro, non riesce a controllarlo, sfera che esce in fallo laterale, il signor Spelo di Legnago posizione il pallone quasi sulla riga nera, battuto l'auto dietro per Douglas Rotta, lo scambio del Miane sulla pressione della formazione di mister Donisi, protegge bene il pallone Grisciai, giro palla ancora per la formazione di De Francesc che si prende un altro fallo laterale, l'ultimo a toccare qui inquadrato Andrea Panziera, laterale che viene battuto dal numero 21 Bortolini, palla lunga, esce bene Epp spinto senza fallo, ha rischiato molto Grisciai, va a concludere poi mi sembra Bortolini, sì, con la maglia numero 21 ha rischiato moltissimo qui il giocatore Epp, cioè il giocatore Grisciai, capitano su Epp, ha rischiato il quinto fallo, 5-16 da giocare. Sì, assolutamente, ovviamente Grisciai l'ha rischiata, ovviamente serviva anche per bloccare un po' il gioco, forse non ci sarebbe stato nulla nel fischiare, però gli arbitri hanno lasciato proseguire. proseguire. Leandrigno che non riesce ad andare via a Bortolini, bravo a far carambolare il pallone sul piede del 10 dei trevigiani. Miane, palla lunga, tra l'altro questo è un derby tutto trevigiano, entrambe formazioni sono della provincia di Treviso, avanza Panziera, fermato però da Grisciai che quasi sta per perdere la fascia di capitano, gli è sfilata sotto la manica granata, maglia gialla con inserti granata per la formazione di mister De Francesc, tutti bianchi invece all white, quelli del Montello che attaccano con Epp sul corsiere dalla sinistra, danza davanti la panchina di De Francesc, Epp entra in mezzo all'area, viene però fermato, scaraventa il pallone lontano, ma c'è Leandrigno che fa buona guardia, 4-28 da giocare. Difesa serrata del Miane che adesso deve assolutamente reggere l'urto del Montello che non vuole finire in parità questo primo tempo. C'è da dire che però poi Leandrigno apre subito dalla parte opposta, la conclusione murata da Grisciai, conclusione del numero 21 Leonardo Mion,
Altra ottima occasione è arrivata da Leandrino, che si era inventato in quella posizione da pivot. Proprio Leandrino riceve il pallone, Leandrino sul fondo mette in mezzo un pallone, arriva in corsa il giocatore Montello, palla che viene salvata, l'ultimo a toccare il giocatore del Miane, sembrava uscire, poi attenzione ad Epp, si sposta, non c'è il fallo, la ripartenza veloce, che contropiede che si è mangiato il Miane, una possibilità enormissima di un contropiede. Intanto Epp qualche frecciatina da mandare con tanto di parole al direttore di gara, non è contento della situazione precedente, voleva il fallo, rischia molto il Miane con Epp che si apre il tiro, la conclusione respinta in fallo laterale. Ancora Montello in possesso a 3:30. Si lamenta Epp, però è stata una un grandissimo intervento di Grisciai. Forse era più fallo quello di prima, ovviamente deve un po' rischiare il Miane, non ha nulla da perdere. Recupera ancora Epp, il tiro, un missile che Gatto alza ancora una volta sopra la traversa. Intanto mette dentro forze fresche De Francesco, un high shake dalla parte opposta, rientra anche Capitan Coppe, un siluro dalla distanza, quello calciato, e l'avete rivisto con il replay di Futsal Veneto TV, che ora va ad inquadrare Michael Epp a colloquio con il direttore di gara, il signor Abulaye di Padova. Palla in mezzo, Gatto lasciato solo praticamente, respinge il pallone, ma ancora Montello. Qui bravissimo Gatto in 2 occasioni, davvero si sta meritando la titolarità, davvero 2 ottimi interventi. Leandrino servito da Mion, Leandrino scarica a destra per Coppe, si fa vedere Epp che arriva in corsa, respinge questa volta Douglas Rotta, che si frappone tra la conclusione e la porta difesa dal suo portiere Gatto. Praticamente una parata, l'avete rivista con il corpo. Corner intanto scodellato in mezzo e prima arriva Epp che scarica un sinistro potente con De Francesco che a 2,54 chiama i suoi a rapporto. Una bella partita 2-2 tra Montello e DBS Miane dopo i primi 17 minuti e 6 secondi primo tempo. Sì, davvero una bella partita finora. Ovviamente adesso a 2,54 il DBS sta un po' soffrendo, quindi ovvio che mister De Francesco deve sistemare un po' la squadra, anche perché in questo momento io continuo a pensare che è il DBS ad avere l'inerzia dalla sua parte. Ovviamente il Jolly Leandrino sta facendo il bello e il cattivo tempo, sicuramente i 2 falli non fischiati ad Epp potrebbero innervosirlo, ma il Montello ha le possibilità per riportarsi in vantaggio, quindi deve assolutamente il Miane sfruttare la propria inerzia. Chi vince domani alle 21:30 sarà in semifinale contro poi la vincente della sfida tra Union Diavoli e Infinity Futsal Gold, che chiuderà invece la giornata di oggi. Ovviamente tutti i numeri dati alle mano offerti dal sempre fantastico c5time.it con il buon Cecchi, che conosciamo molto bene, che ci regala sempre tanti numeri. Tu ne fai anche parte della famiglia di C5 Time, ringraziamo, perché senza C5 Time io non potrei fare gli articoli, perché lì si trovano tutte le info a disposizione del futsal regionale, nazionale, femminile, maschile, giovanile, insomma grande lavoro. Salutiamo il buon Cecchi, che speriamo che il buon Nicola Cecchinato possa venire qua anche un giorno o l'altro ad offrirmi anche una birra, perché l'aspetto, anzi la devo offrire io a lui. Sì, buon Cecchi, un ottimo lavoro prima con Futsal Veneto, adesso con C5 Time. Siamo una bella famiglia, ma è anche un lavoro molto bello fatto di appassionati, dove si trovano tutte le statistiche, quindi ottimo lavoro di Cecchi. L'imbucata di Epp per Mion, che protegge bene il pallone, viene però fermato dalla doppia marcatura di Rotta e Grisciai. High shake per Murador, fermato in fallo laterale. Non c'è il fallo, c'è comunque una possibilità di ricominciare il gioco con palla inattiva dalla linea lunga del rettangolo di gioco della sempre bellissima Belbotea Arena, che ospita le sfide casalinghe della Serie B del Team Giorgione e quelli di C1 dell'Infinity Futsal Go, Team Giorgione, che è sparring partner nell'organizzazione con la divisione calcio a 5 regionale presieduta da Michele Giambattista. Anche oggi tra l'altro il buon Beppi Ruzza, presidente del comitato regionale Veneto di calcio a 5, qui presente, insomma ci tiene. Sì, fa assolutamente piacere avere il nostro presidente qui presente oggi, significa che il comitato segue bene anche il calcio a 5, tra l'altro è una disciplina che sta dando tante soddisfazioni. Vanno a terra, c'è il fallo di high shake, sembrava un fallo nell'azione di partenza su high shake, invece il direttore di gara ha fatto proseguire il gioco e poi da terra high shake ha fatto scaraventare a terra Michael Epp,
La sirena che avete sentito sottofondo è quella del quinto fallo subito dalla formazione del Montello sul 2-2 a 1:46 della fine. Al prossimo fallo attenzione, perché sarà tiro libero. Intanto proteste prolungate di Douglas Sarrotta, che si prende il secondo cartellino giallo. Il primo era stato comminato al tecnico Gabriele De Francesca. A mostrarlo è sempre il signor Bark Aboulayed di Padova. Ammonito il numero 6, lo mostra anche i colleghi, il signor Sfredo Legnago e il crono Chioggiotto e il signor Nicolò Zampaolo. Qui un'altra occasione per il Montello, vediamo che cosa si inventeranno per provare a andare a rete. Intanto salutiamo il buon Federico Scambi che ci sta guardando da casa, anche lui lo aspettiamo qui alla Belbotea Arena e ci verrà sicuramente, perché col buon Fede ormai c'è una tradizione, birretta ogni partita. Punizione, Leandrigno per Epp che calcia, se la ritrova lì Gatto, la alza ancora, si prende il 5 dei compagni, un sorriso, anche lo rivediamo, una gran punizione potente. Gatto bravissimo a farsi trovare pronto ad alzare il braccio, poi ancora Gatto come un felino, non solo per il cognome che porta ma anche per quello che sta facendo vedere Leandrigno. Intanto la palla che esce di pochissimo, questa volta ha tremato il numero 1 del Miane, ma si è salvato. Gira palla il Montello, ottime le prestazioni finora di Gatto, non facile anche questa punizione, la palla era schizzata, era nel posto giusto, il momento giusto. Leandrigno ancora, chiama in causa Epp che prolunga, poi il pallone per Coppe in fase posizione centrale, Coppe a calciare, il pallone che sbatte su Douglas Rotta. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questo primo tempo, sempre fissato sul 2-2 il punteggio, lo score della Belbotea Arena. Coppe per Epp, Coppe ancora, si muove Mione in avanti, Coppe preferisce andare a destra ancora per Epp, 54 secondi, bene Epp d'esperienza su Ajcek, è bravissimo Rotta a dire di no all'incursione della Montello. Coppe si prolunga il pallone, se lo prende uscendo dai pali Gatto, che rilancia lungo direttamente sulla testa di Boin, recupera l'altezza della metà campo il numero 21 Leonardo Mion, giro palla a sinistra per Leandrigno, Leandrigno sul fondo della parte opposta per Coppe, un rigore in movimento defilato e qui Coppe poteva fare qualcosa di meglio. Sì, assolutamente, il gol era proprio chiamato, poi a 30 secondi dalla fine in avanti invece adesso Grisciai. Palla con Grisciai in avanti, triplicato nella marcatura, colpito Leandrigno. Leandrigno comunque una smorfia di dolore ma resta regolarmente in campo, 20 secondi al riposo. Coppe apre proprio sul suo numero 10 il fantasista, giocatore con maggior talento, palla sfilata dietro per Coppe che va a calciare, deviazione di Grisciai, corner, 10 secondi, chiama lo schema 5, andiamo allora a seguire tutto ad un fiato questa probabilmente ultima azione d'attacco, chissà, nel calcio a 5 fino alla sirena finale può succedere di tutto. Palla dietro per Epp che scarica malamente, è arrivato in corsa, non era ben posizionato col corpo. Sì, assolutamente una conclusione da dimenticare per Epp, peccato perché era un'ottima occasione, a qualche manciata di secondi dalla fine Donisi si è alzato, un po' sconsolato, si è seduto. Ajcek dalla distanza, il pallone che finisce sulla testa di Epp, palla che si alza sopra la parte alta della Belbotea Arena. Murador il tiro di tiro rimessa del numero 6 Rotta. Qualche protesta da parte di Epp, forse per un fallo penso, perché insomma aspettarsi che una squadra possa far sfilare tutti i secondi sul 2-2 in possesso palla dietro per Ajcek, la palla poi spizzata sul piede di Rotta, brivido finale per Boin e il Montello. Il duplice fischio, finisce il primo tempo 2-2, partita che comunque ha regalato emozioni, Giulio. Partita davvero emozionante fino adesso, tutti si aspettavano un'avanzata del Montello, in realtà il Miane è riuscito a impattare ed è anche andato vicino al gol del vantaggio, quindi ora ci prendiamo qualche minuto per l'intervallo, ma sarà un secondo tempo tutto da seguire. Secondo tempo da seguire, Stefano Testoni e Giulio Cosa, vi appuntamento a tra poco. A dopo.
Ciao. E DBS Miane. Hai salutato me o hai salutato te? Ah, te, ok. È passata Martina Piccolo, direttore di calcio 5 internazionale, no? Sì, un fischietto davvero internazionale. Pronto il Montello sul punto di battuta, attendiamo l'ok per ripartire. L'ok che arriverà dall'alto, il signore dall'alto alzerà il thumb up a Luca Cesari che dal basso, nel girone dell'inferno, darà l'ok al direttore di gara. Un ok un po' timido, l'abbiamo visto lì sotto, pronti dunque a vivere altri 20 minuti di forti emozioni con Bertoni che si avvicina al centro del campo dove c'è posizionato il pallone Molten. Si riparte 2-2, cosa aspettarci? I rigori o partita aperta? Ma probabilmente ci sarà la prevalenza di una squadra sull'altra dal mio punto di vista. Donisi si è subito affidato all'esperienza, ha messo Panziera ma poi ha messo Leandrigno e Bertoni subito assieme per girare il pallone. Parte di rimessa ma con coloro che hanno finito il primo tempo il Miane. Rispondi tu al telefono lì di fianco, ho lasciato libero un telefono, metti pure giù che non ci interessa, non vogliamo televendite, non compriamo materassi, non compriamo neanche aereo. L'altro giorno mi chiama uno chiedendomi del turismo dentale. Fantastico. Non ti dico cosa ho risposto. Torniamo live con Epp che apre a sinistra per Bertoni, Epp ancora sulla corsia di destra. Epp cerca l'imbucata dalla parte opposta per Bertoni, ringrazia comunque il numero 15 del Montello, un passaggio che non era proprio preciso e può ripartire allora il Miane dalla propria metà campo. Palla su Grisciai, sicuramente adesso c'è un contropiede di Panziera. Fermato Panziera, bravo Murador che esulta anche a far carambolare il pallone contro il piede dell'avversario. Avanti, rotta per Murador. Non c'è il fallo, volevano il fallo, lo voleva Grisciai, lo voleva anche Rotta. Fa continuare il direttore di gara, bene Leandrigno cercava la piazzata, viene però fermato da Rotta. Rotta oggi versione muratore, perché un muro invalicabile, le ha fermate tutte. Sì, davvero forte oggi Rotta, credo che non sia mai stato cambiato se non per pochi secondi, se è successo. In avanti palla dietro per Bertoni, vola Gatto in calcio d'angolo, ancora un brivido dalla distanza, il tiro era precisissimo, lo rivediamo nel pronto replay. Calcio d'angolo. Epp, Leandrigno si porta il pallone sul sinistro, sbatte su Gheno, poi il pallone non c'è volontarietà secondo il direttore di gara, poi ripartire allora Murador in contropiede, si perde anche il pallone dalla parte opposta. Murador, ottimo a saltare Panziera, Murador si accentra, un raso terra che Boin come può devia in calcio d'angolo. Gran giocata quella del numero 9 del Miane. Murador bravissimo, è partito in contropiede, si è lasciato alle spalle quello che poteva essere appunto questo retropassaggio su Gatto, è partito e Boin non si è fidato e ha messo in calcio d'angolo. Mazzocco Gheno a battere il calcio d'angolo sotto la tribuna della Belbotea Arena sempre più ricca di tifosi. Il pallone sfila addirittura dietro a Gatto che lo posiziona, lo rilancia lungo verso Grisciai, ma è troppo alto anche per lo spinungone capitano del Miane. Qui il Miane deve assolutamente accelerare perché ogni volta che ha la palla Leandrigno e Bertoni diventa tutto molto difficile e ora il Montello proverà comunque a farsi avanti. Panziara prolunga lungo per Leandrigno, a terra Epp, Leandrigno attende, scarica dietro per Bertoni che sfila ora a sinistra per Epp cerca di andare sulla corsia laterale, viene fermato da Murador, autore del primo gol della formazione di mister De Francesc, una formazione che dopo un avvio così insomma ha dimostrato di starci benissimo in questo quarto di finale. Sembrava quasi un premio, diceva ieri Nogara, era un obiettivo ma anche un premio esserci arrivati come ottava della classifica e poi invece essere qui a giocarsi a darmi pali a testa alta. Attenzione intanto Leandrigno, bravo Gatto a coprire il palo, insomma a giocarsi alla pari con la prima della classe. Sì, davvero, sembra che non ci siano tutti questi punti di distanza in classifica, il Miane sta facendo una partita davvero attenta e si sta meritando questo quarto di finale. Dietro ancora per Bertoni, stravolta il tiro è strozzato ma la palla finisce sul piede di Leandrigno, fa muro Mazzocco Gheno,
ancora laterale, resta in fase d'attacco il Montello. Bertoni, altro tiro murato, Murador rincorre il pallone, Epp spinto a terra da Murador, voleva il fallo la panchina di mister Donisi, qualche timida protesta, Epp che avanza l'MLM, 17 da giocare, sempre 2-2. Si è ripartiti con il risultato del primo tempo, l'imbucata per Panziera che cercava di chiudere il triangolo, bravo però qui la difesa del Miane, fermato Mazzocco Gheno, e c'è il primo fallo con Epp che si prende anche il cartellino giallo da parte di Mbarka Abulayed. Attenzione a Epp, perché quell'applausino lì ironico poteva costare anche un secondo cartellino immediato. Sì, assolutamente, anche perché Epp è già dal primo tempo che ha un po' ingaggiato questo scambio di opinioni con il primo arbitro sul fallo che aveva richiesto in questo inizio di secondo tempo. C'era veramente poco da dire, diciamo, questo fallo è stato un blocco e assolutamente ci stava. Murador per Rotta che non riesce a prolungare per Grisciai. Intanto alte cariche della FIGC quest'oggi, Giulione. Sì, davvero, diciamo che il sole è fuori, è un po' la giornata di festa, ma anche le partite in campo hanno sicuramente dato molto da guardare oggi, e anche la FIGC è presente per dare lustro a questa manifestazione. Il tiro intanto da fuori, se lo chiediamo anche Ivan Bonato da Don Romeo. Tanti addetti ai lavori quest'oggi presenti qui alla Bell Botte Arena per assistere alle sfide dei quarti finali della Final 8 di Serie C maschili. Ieri tanto rosa, ovviamente avevamo aperto con le sfide al femminile, qui intanto viene fermato senza fallo Panziera. Forse qui Panziera doveva andare a terra, perché poteva starci il fallo. Intanto si lotta come se fosse in un ring e arriva Rotta a mettere in fallo laterale. Attenzione a non perdere il polso della partita. Epp si prolunga il pallone sulla destra, va sul fondo, salta tutti quanti, tiene il pallone, vivo il Gatto e poi Panziera! Andrà Panziera con la maglia 23, buca come fosse un formaggio Emmental la porta di Gatto. Azione assistita, 95% del gol però di Michael Epp, lo rivediamo. Sì, assolutamente, con tutta anche la sua voglia e la rabbia interna per gli episodi precedenti. Poi Panziera ha appoggiato qui il Miane, ha lasciato un po' scorrere sulla parte perimetrale del campo. 16 da giocare, è tornato a mettere avanti il naso il Montello che ci prova ancora con Leandrigno, fermato da Rotta, l'ultimo a toccare il pallone Leandrigno. 3-2 per la formazione di mister Donisi, che però non deve dormire sonni tranquilli contro un Miane che ha già dimostrato di starci e come in questa sfida. Vedremo ora la reazione della formazione di mister De Francesc, cosa riuscirà a produrre. Intanto Murador cerca di andare via, fa buona guardia a Coppe che recupera il pallone dalla propria metà campo e fa ripartire da dietro l'azione dei suoi, scambiando a sinistra con Panziera. Bertoni ora avanti per Leandrigno. Leandrigno cerca di andare via sulla corsia di destra, viene però fermato da Mazzocco Gheno. Tutto da rifare. Qui il Montello si fa avanti nonostante sia già in vantaggio in ogni caso. Ci sono due chiavi di lettura anche per questa gara. La prima è appunto la questione dell'aggressività che si sta creando in campo e poi anche quella che può essere la direzione di gara da parte dei fischietti. Intanto rientra Nicoli in campo, c'è anche il numero 21 Leonardo Mion, proprio Nicoli prolunga davanti per Leandrigno che cerca di mettere in mezzo il pallone dove però nessun compagno riesce ad arrivare perché fa buona guardia la difesa del Miane. Gatto sicuro si prende il pallone, rilancio lungo per Grisciali, il capitano del Miane protegge il pallone, spara la porta, viene però pressato, lo perde Leandrigno dalla parte opposta del campo, palla per Coppe che va a bucare ancora Gatto. Il poker del Montello, 15 minuti e 3 da giocare, il Montello si riporta su un rassicurante +2. Sì, siamo ancora all'inizio di questo secondo tempo, però il Montello ha messo la freccia qui. Purtroppo non decisivo Gatto, ma ci può stare insomma dopo 25 minuti ad altissimo livello. Il Montello però ha messo la freccia, ha cambiato tutto il quartetto il Miane, adesso c'è da rincorrere. Sciabani servito ma non riuscito da Bortolini, recupera allora il Montello con Coppe, autore del gol del 4-2 di poco fa.
proprio Coppe supera la linea di metà campo, prolunga avanti per Nicoli, si fa vedere Mion in mezzo, la palla che sfila ancora per Coppa, recupera Ajcek lotta, il pallone poi viene fischiato un fallo, aveva atteso il direttore di gara che si esaurisce il vantaggio, non arrivato. Bortolini per Godbane, palla lunga per Shabani. Questo con il 22 è Godbane, giusto? Sì, mentre il 23 è Milovanovic. Perfetto, che prima mi sono perso perché l'abbiamo Sì, visto, lo hai visto entrare. Siamo stati Tu anche lo hai visto. sì, poi siamo non hai stati avuto il ripresi coraggio. anche da casa da Mister Martinelli che lo sta riguardando per la rappresentativa, quindi non potevamo sbagliare il nome. Salutiamo anche Alessio Martinelli, tra l'altro vice allenatore dell'Under 19, giusto? Giusto. Quindi insomma anche alla Leonicena qualcosa di buono si fa. Ogni tanto, dai. Leandrigno si accentra, Leandrigno ancora, il pallone che sembrava perso, poi una magia del numero 10 del Montello che scarica dietro per Coppe, si muovono Nicoli Mion, Coppe prova la conclusione, il pallone deviato in corner, 13:51 da giocare, Montello che ora sembra avere la partita in pugno. Sì, siamo come nella prima parte del primo tempo dove il Montello si faceva avanti, vediamo se riuscirà a rispondere il Miane. Coppe, Nicoli, Coppe, anzi no, ora è Nicoli, prima era Mion, Nicoli fermato, riesce comunque a dare dietro palla per il suo capitano Francesco Coppe, talento con esperienza anche nel futsal nazionale. Leandrigno ancora da Coppe, fa buona guardia, vestito tutto di verde, Marco Boin tra i pali del Montello. Coppe senza alcuna fretta, scarica a sinistra per Leandrigno che gira in palla, in buca in mezzo per Coppe che cerca di tornare a chiudere il triangolo. Leandrigno protegge il pallone, Leandrigno ancora, la palla per Nicoli che spara alto praticamente a porta vuota, forse ci stava qui gli estremi per un calcio di rigore. Stava saltando, ma qui Nicoli però aveva la possibilità, porta vuota, palla che è uscita di poco, ancora un brivido per un possibile 5-2. Sì, anche qui c'era la possibilità di andare a rete per il Montello che adesso sta spingendo, il Miane prova a portarsi avanti, d'altra parte è già il terzo fallo che è un po' quello che non era stato nel primo tempo, vediamo se anche i falli possono essere una chiave di volta per questo Miane che è in svantaggio. Sì, da questa punizione si è capovolta l'inerzia della sfida a livello di falli, prima ne aveva commessi 5 il Montello, 5 il Miane, 0 il Montello, adesso invece 3 commessi dal Montello, 0 del Miane. Da rivedere l'azione di prima non sono state tante proteste, tanto la punizione con Ajcek che prende la rincorsa, arma il sinistro per servire Godbane, non è preciso, la può ripartire in contropiede, Mion mette in mezzo un pallone che Gatto si prende con cattiveria, Gatto a destra, l'errore però a servire il compagno di squadra, il numero 21 Bortolini, ancora Montello, Miane che doveva fare meglio nell'azione precedente sotto di 2 gol, difficile che il Montello, squadra solida che ha subito soltanto 25 gol, la terza al termine della regular season, possa concedere tante palle gol facili. Sì, assolutamente, era un contropiede da sfruttare decisamente meglio, poi il Montello ci ha comunque messo una pezza e adesso si porta avanti col pallone. Il pallone sbatte su Godbane, prolunga invece Coppe direttamente tra le mani di Gatto, Ajcek, pallone deviato, fallo laterale per la squadra di mister Donisi che aveva cercato di fermare il pallone con la suola, ma anche Alessandro è qualche annetto che non gioca più, insomma capibile perché lo stop a seguire non sia stato proprio dei migliori. Ajcek cerca di andare via sulla corsia laterale, viene però fermato in modo perfetto, mi sembra da Panziera, il numero 23. Sì, ottima difesa di Panziera, adesso il Montello cercherà un po' di stemperare le scorribande del Miane, vediamo se poi punterà ancora ad andare a rete, non è assolutamente contento però Donisi, forse troppa sofferenza finora. Coppe deve però cercare di pressare il Miane, sta facendo il gioco, sta facendo scorrere laterale, pronto ad entrare con la maglia 4 Riccardo Fantini al posto di Diego Nicoli. In questo momento il mister Donisi lascia in panca i suoi cavalloni di razza, si rialza Nato Bertoni, l'ho chiamato, bravo qui Ajcek a fermare l'incursione di Panziera, a servire poi per Bortolini. Gira palla il Miane, prova a farsi avanti. Un pallone che sbatte sul petto di
Mion che mette in fallo laterale nella metacampo avversaria la formazione di De Francesca, cerca di costruire un'azione offensiva, ma è bravissimo Fantini a prendersi, a scappare via. Arriva il cartellino giallo, ovviamente ineccepibile il giallo, primo fallo del Miane. Sarebbe scappato via Riccardo Fantini, ha dovuto correre le maniere forti. Nicola Bortolini si è preso un giallo. Sì, un fallo tattico, Bortolini se l'era perso, chiaramente in questi casi l'uomo va fermato per evitare, qui stanno chiamando il numero, per evitare guai peggiori. Terzo cartellino giallo, uno lo ha rimediato De Francesca per la formazione del Miane, dalla parte opposta ha ammonito soltanto Michael Epp. È rientrato in campo intanto Bertoni e lui sul punto di battuta guarda il movimento dei compagni di squadra, uno schema, il pallone poi che sbatte di mezzo all'area, una possibile 3 contro 2 allora con Bortolini che va veloce, ci mette il piede Marco Boin che devia il pallone in corner. Boin dice: io non l'ho toccata, il pallone non l'ho toccato. Sarebbe da rivedere, ma restiamo in live per questo corner, palla in mezzo, Bortolini, un missile di Bortolini sullo schema, c'è anche una deviazione, dunque ancora un calcio d'angolo dalla parte opposta della tribuna della Bell Botte Arena, laddove c'è il muro con gli sponsor del team Giorgione. Aicek in mezzo per Sciabani che si gira, viene però fermato, riparte in contropiede, non ci riesce perché è bravo Sciabani a metterci il corpo e ad evitare. Bene, che giocata, numero, applausi anche se non li avete sentiti per il numero 24 Fantini, gran giocata sullo stretto. Sì, davvero una bella giocata, anche rischiando qualcosa perché eravamo sotto i 9 metri. Vediamo se gira palla il Miane per provare a imbucare. Qui sbaglia. Bortolini intanto sprecano, Fantini fa cadere, fa scendere a terra Gatto. Intanto vedo del movimento con mister De Francesca, forse ha in mano il cartellino del time out. Ho visto anche una maglia sfilata fuori da una borsa, pronti per giocare i portieri di movimento. Manca ancora più di 10 minuti, 10 e 12 sul cronometro del Bell Botte Arena. Sciabani protegge il pallone dietro per Aicek aspetta il movimento dei compagni, scodella per Sciabani che lo fa cadere a terra, lo tiene in campo, lo dà dietro per il numero 21 Bortolini che scarica di potenza, trova l'opposizione avversaria ed ecco che arriva anche il time out di mister De Francesca. Sarebbe anche il momento forse di cominciare a pensare a portare di movimento, Giulio. Sì, assolutamente, mancano 10 minuti, quindi un'eternità, ma in questo momento la partita è assolutamente bloccata, anzi con il Montello che si fa in avanti, quindi mister De Francesca sicuramente proverà adesso a ridisegnare la squadra mettendo anche qualche tassello pronto per un eventuale portiere di movimento. Ce lo aspettiamo sicuramente, mentre mister Donisi sta catechizzando i suoi anche su un possibile movimento di contropiede. D'altra parte è il Miane che deve fare la partita e in questo momento il Montello si sta difendendo molto molto bene. I due tecnici, qui inquadrato è Donisi, il primo fischio di direttori di gara, il secondo torneranno in campo le due squadre per proseguire la sfida. Siamo da poco entrati nell'ultimo quarto di gara, poco meno di 10 minuti per decretare la prima semifinalista. Intanto eccolo qua, Aicek è entrato con la maglia di portiere di movimento. Noi lo conosciamo perché il numero 8 non è proprio un granché leggibile. Laterale per il Miane, vediamo intanto subito come andrà a giocare la prima azione offensiva con l'uomo in più. Sì, si distende il portiere di movimento del Miane, mister De Francesca non ha voluto attendere, ha detto ce la giochiamo subito, vediamo cosa succede, magari per riaprire la gara. Molto molto esteso il portiere di movimento, si fa avanti però il Montello nella sua zona di difesa. Aicek tocca il primo pallone con la maglia azzurrina del portiere di movimento. Godbane ancora per Aicek, prolunga per Grisciali, il capitano. Si muovono i giocatori, movimento, Geno Mazzocco, giocatore esperto, arrivato nel mercato qui di riparazione in casa Miane. Grisciai, ancora giro palla,
si difende molto bene però il Montello, difficile scardinare, è una delle migliori difese del campionato. Sì, inoltre ovviamente il mister Dionisi se l'aspettava, ha messo in campo solo giocatori esperti che sono abituati anche a queste posizioni, anche di pressione mentale. Pressione alta, Rotta, qui esce bene Coppe, l'ultimo però a toccare proprio il capitano del Montello, ancora possesso palla, 9-5 da giocare per il Miane, scorrono i secondi, Gazzocco gira dalla parte opposta, Rotta per Grisciai. Si difende molto bene il Montello, adesso il giro palla e anche dei giocatori del Miane prova a cercare uno spazio, calcia ora. Tanto va a sbattere su Gheno, cerca di rilanciare lontano Michael Epp. Quando Ajcek si arrabbia per il movimento non corretto di compagni, alza le braccia e inizia il movimento che porta poi alla conclusione qui sulla banda sinistra sotto la tribuna da cui vi parliamo. Ecco Ajcek che vuole il movimento dei compagni, riceve ora il pallone, fa segno ai suoi compagni di squadra come muoversi, come predisporsi. Rotta dietro per Bogdane, però attenzione al pressing importante, bravo qua Mazzocco, ha rischiato moltissimo, ottimo intervento, si è ripreso però il pallone. Ajcek, siamo già nella metà campo avversario, scarica dietro per Mazzocco, sfila a sinistra per Rotta, sul fondo per Grisciai. Rotta quando alza comunque la pressione, la formazione del Montello dà dei grattacapi al Miane. Sì, il Montello a un certo punto quando vede che la palla non scorre più veloce si alza ed è difficile poi andare in avanti. Hanno provato a fare un paio di triangoli quelli del Miane, ma ovviamente non è facile con tutta questa aggressività da parte del Montello. Vino Mazzocco fermato da Leandrigno. Attenzione poi perché poi se si parte si va in porta diretto, tanto il Dionisi quasi a non guardare il gioco degli avversari, sicuro e consapevole insomma del potenziale che ha in campo in questo momento Leandrigno, Epp, Bertoni e Coppe. Ajcek recupera il pallone, Bertoni fermato con il fallo, secondo fallo, si arrabbia Ajcek, scarica lontano il pallone il giocatore del Miane per permettere ad Ajcek di rientrare in panca, rientra Mesfin Gatto tra i pali della formazione di De Francesca. Qui bravo Bertoni a dare un break al portiere di movimento, adesso la palla ce l'ha il Montello e vediamo. Bertoni, difficile far sfilare via il pallone a Bertoni, anche se ha rischiato non poco. Lui si è ritrovato lì il pallone, forse non c'è il fallo, forse lo voleva fischiare il direttore di gara, non l'ha fischiato, allora può ripartire il Miane con Ajcek che rientra come quinto di movimento al posto di Gatto che rimette la pettorina. Rotta, Gheno, Ajcek, palla per Godbane, Grisciai ad aprire per Ajcek, il pallone che gli resta di Grisciai, ottima l'apertura per Gheno va entro in area, Gheno fa tutta l'area e poi un destro-sinistro a traiettoria, riaprire la partita a 6:40, Gheno Mazzocco rimette il Miane sul -1, grande azione personale del set del Miane. Il nuovo acquisto invernale ha riaperto la gara, davvero bravissimo, tutti si aspettavano la conclusione, attesa e poi una staffilata sul palo a beffare Boina. Adesso si è riaperta la gara, 6 minuti sono comunque tanti per tentare il pareggio. 6:30, poco meno, quindi ancora di più per cercare la via del pari in casa Miane, un Miane che aveva iniziato non benissimo entrambi i tempi, attenzione però per Leandrigno, poi anzi era Epp il tocco a cercare di chiudere il triangolo con Leandrigno, fermato in corner da Grisciai, un po' come nel primo tempo, partita in sordina il Miane, poi piano piano ha preso le giuste misure, le giuste coordinate di gioco e vedremo cosa saprà fare. Buono comunque con il portiere di movimento, il Miane abbia riaperto la partita, dunque lo sa usare, lo sa sfruttare, anche se la difesa lì poteva fare qualcosa di meglio. Insomma, in due hanno seguito Mazzocco che va detto ha fatto una grande azione. Attenzione a Coppe si accentra, il tiro, deviazione di Murador che alza il pallone, carambola alto sopra la traversa di Gatto, corner. Bertoni dietro per Epp, il tiro centrale lo respinge Gatto, era coperto ma è stato bravo comunque a respingere, un sorriso, una smorfia quella di Gatto. Epp
per Bertoni, ma è da ripetere il fallo laterale. Rientra intanto Ayceik al posto di Gatto. Voleva anche un fallo Geno Mazzocco che dialoga con il direttore di gara, ma tutto il laterale con Geno che fa sfilare palla per Rotta. Nuovo scontro col portiere di movimento. De Francesca, visto che è una tattica che può funzionare, quindi cerca il tutto per tutto quando mancano 5 minuti e 40. Rotta in fallo laterale, il pallone rientra Gatto al posto di Mazzocco, viene fermato con il tiro che va ad incrociare del numero 22 Ahmed Godbane. Scaramuccia intanto tra Geno Mazzocco che si prende il cartellino giallo e Francesco Coppe. Geno Mazzocco ammonito, viene ammonito, attenzione che il direttore di gara, si prende solo il cartellino giallo Geno Mazzocco, poi giustamente viene ammonito anche il capitano Francesco Coppe. Scaramuccia tra i due, se devo essere sincero non ho visto cosa sia successo. Ma probabilmente c'è stato uno scambio di opinioni e ovviamente si sono alzati un po' le temperature. Ovviamente la partita adesso, la posta in gioco è assolutamente alta, però diciamo che la linea di gara dei fischietti è anche quella di essere un po' permissivi, quindi ci può stare anche una semplice ammonizione per entrambi. Si sono alzate le temperature col freddo canche che sei qua dentro, non lo so, ma proprio non sono sicuro di quello che hai detto. Attenzione, intanto fermato Coppe nel tentativo di ripartire dal numero 22 Godbane. Bertoni muove a sinistra il pallone per Leandrigno che gira il lato della parte opposta verso Coppe, si va a vedere Epp che riceve il pallone appena superato la linea di metacampo. Epp profondo per Leandrigno che protegge bene il pallone, dato a vista da Murador, bravo Murador a far sbattere il pallone addosso all'avversario. Rimessa laterale, resta molto alto il Montello, sta contando il direttore di gara. Palla con Bertoni che scivola senza commettere il fallo. Geno Mazzocco fressato, recupera Grisciai fermato con il fisico, bravo Grisciai con il gioco per Geno Mazzocco. Confusione, qui poteva andare in contropiede con una 3 contro 1 anche il Miane. Palla dietro di Ayceik per Geno Mazzocco, si è calmata un po' la partita, per modo di dire 4:40 ancora da giocare. Bene la sfilata sul conclusione, bravissimo qui Bertoni a chiudere la diagonale, gran giocata del Miane. Milovanovic e Ayceik, ottima giocata di entrambi, bravi anche a uscire da quello che era una sorta di pressing alto del Montello. Ovviamente adesso il Miane ha il pallone, proverà a fare Ayceik, l'errore. Michael Epp da casa sua trova lo spazio giusto per andare a riempire e gonfiare ancora la rete. 5-3 del Montello a 4:25, vicino ad accorciare di distanza, a pareggiare. E poi invece è arrivato il gol. Ma scusami, ma tu lo chiami Milovanovic, ma sei la maglia 22, io qua quel 22 ho Godbane. Dobbiamo aver sbagliato nelle distinte, vediamo. Milovanovic è il 23, ma in campo c'ha il 22. Perfetto, ecco. Se così fosse è un problema del Miane. Vediamo un po'. Rotta, tu sei sicuro che quella sia Milovanovic? Lo vedo, sì, è alto, bello e coi tatuaggi, quindi è lui di sicuro. Perfetto. Voi mi date certezza che quello là sia Milovanovic? Sì, è Milovanovic col 22, sì. Sì, perfetto. Allora bisogna imparare a scrivere anche le distinte. Qui intanto non trova la strada giusta il numero 23, l'altro Panziara, quello che è davvero il 23, Panziara per il Miane. Quindi insomma, se abbiamo sbagliato fino adesso a dire il cognome non me ne volete, ma se mi danno la distinta con i numeri che non sono corretti, sì. Anche il testone che conosce tutti quanti, ma tutti proprio non posso conoscerli. Rotta, Milovanovic, adesso ho fatto giusto? Sì, è proprio Rotta. Lui. Mazzocco Geno. Certo che nel momento migliore del Miane prendere un gol così. Davvero sì, ha tagliato le gambe, Milovanovic, anche se il Miane sta ancora giocando. Che esce, però comunque giochi contro il Montello, tanta roba, attenzione, porta vuota. Rotta ferma il pallone con l'aiuto anche del suo compagno di squadra Geno Mazzocco. Rientra Ayceik, cambia lato Geno Mazzocco proprio per Milovanovic che avanza, palla per Geno Mazzocco. 3:10 al riposo finale. Ayceik
perché non Mazzocco, autore di un gol in precedenza che aveva riportato a -1 i suoi. Rotta ancora dietro per Ajcek, si muove Grishai che che riceve il pallone sulla sinistra, Milovanovic, Ajcek, un po' più apprensione ora nella difesa del Montello che cercava di rubare ancora il pallone, che non Mazzocco cerca l'imbucata, bravo Leandrino a prendersi il pallone, ad andare via in velocità. Leandrino poi viene fermato, c'è però l'ultimo tocco del numero 10 del Montello, torna in possesso allora il Miane. Sì, ottimo qui la chiusura di Milovanovic, è entrato anche Murador, non si schioda dal portiere di movimento il Miane a 2 minuti e 40 per provare a riaprire la gara. Murador, proprio lui, prima entrato in campo, poi la palla per Geno Mazzocco, Grishai non aveva lo spazio però per calciare, difende bene il Montello, Grishai ancora il pallonetto morbido, un cucchiaino dolce che va di poco alto. Qui è andato per terra Mazzocco. Geno Mazzocco, non so, ha la mano in faccia, lo vedete qua inquadrato, ma viene aiutato a rialzarsi con grande sportività da Leandrino. Non ho visto se sono scontrati i due. Geno Mazzocco comunque si è prontamente rialzato, resta in campo, non c'è stato l'ausilio dello staff medico, dunque può rimanere regolarmente in campo il set del Miane. Boin, lancio lungo per la testa di Panziera, che poi tra l'altro potrebbe anche essere andato a terra per permettere il cambio, portare il giocatore, anche quella lì è un po' di esperienza. Sì. Che pericolo, qui rotta il pallone. Vero. Che sbatte su Panziera ma termina alle spalle ora della porta, difesa dal rientrante Mesfingatto, che va in cerca del pallone dietro gli stendardi bianco-rossi della Belbote Arena. Miane che si fa di nuovo avanti, attesa, posizione di attesa, non più di pressing per il Montello. Passaggio su Grishai. Grishai resta in attacco, la formazione, attenzione, fermato Sì. Ajcek, Leandrino pennella un pallone che viene però fermato dalla difesa di Rotta. Geno Mazzocco, tra i migliori in campo dei suoi, Grishai fermato ancora però Grishai, bravissimo Panziera sul palo, il Bravissimo. pallone del set, quello che sarebbe valso il 6-3, 1:40 da giocare, resta ancora vivo allora il Miane con Rotta che lascia lì dietro per Geno Mazzocco, pronto un cambio sulla panchina di mister Radonisi. Ajcek, che pericolo, prolungato il pallone che resta lì, Bertoni lo recupera, Michael Epp non caccia di prima intenzione, fa ripartire l'azione di Suoi allora con Panziera va a calciare e va ora a chiudere la sfida con il sesto gol a 1:20 dalla fine. Andrea Panziera, doppietta personale per il numero 23 in maglia bianca, e qui possiamo dire che a 1:20 dalla fine il Montello scrive il suo nome per la semifinale di domani sera delle 21:30. Sì, partita da considerarsi conclusa a 1:20, anche se il nostro sport mostra tutti i tipi di variabili, però ovviamente adesso è veramente difficile per il Miane, anche perché il Montello è una squadra solida e lo ha dimostrato. 1:12, 72 secondi. Un Miane che comunque ha meritato di essere qui presente, ha giocato a viso aperto senza tanti problemi, ha sfiorato anche il pari, poi nel momento migliore anche la qualità e l'esperienza del Montello ha fatto sì, insomma, che la formazione di mister Donisi, candidata a numero 1 vuoi per la classifica, vuoi insomma per la rosa a disposizione alla vittoria di questa competizione, insomma attenzione avanti, è entrato intanto il numero 5 Marco Facin, che va a recuperare un pallone, vuole chiudere in attacco la formazione di mister Donisi. Intanto irregolare l'opposizione di Fantini, che poi aveva scaricato in porta. Sì, fallo subito da Rota, c'è anche il cambio, entra Bortolini, adesso scorreranno un po' i secondi di questo ultimo minuto, vediamo se ci sarà forse un altro gol, altrimenti è da considerarsi comunque conclusa questa gara, passa il Montello. Bravo Murador, che viene murato, gioco di parole facile, con il numero 9 del Miane. Tra l'altro è entrato anche Shabani, autore di un grandissimo gol, quello del 2-2, Brane Murador, che va sul fondo, mette in mezzo un pallone, però facile preda di Marco Boin, che difende nel migliore dei modi la porta del suo Montello, poi non è precisissimo nel rilancio, più che altro aveva ancora pochi secondi a disposizione, ha lanciato più lontano possibile, meno di 20 secondi, 15 per l'esattezza, con il Montello che va così a staccare il primo pass
per le semifinali di domani sera, affronterà la vincente poi dell'ultimo quarto di finale di oggi tra Union Davoli e Infinity Futsal Godego, in programma alle 21:30 quest'oggi, semifinale anche per loro domani alle 21:30, secondi finali, e aspettiamo soltanto il gong con gli applausi sì per il Montello che passa il turno, ma anche per il Miane, autore di una grande prova. Sì, davvero una bellissima partita, il risultato è pressoché giusto, il Miane ha dato assolutamente filo da torcere, si è fatto sotto, poi ha prevalso da una parte la qualità del Montello, dall'altra anche qualche errore di troppo col portiere di movimento, ma erano dei rischi che andavano assolutamente corsi per provare a recuperare, quindi in archivio la prima sfida, passa il Montello. Bene, bene, allora quella va in archivio il primo quarto di finale, come vedete in grafica il Montello di Mister Donisi ha superato per 6-3 la DBS Miane del tecnico Gabriele De Francesca, gli applausi, buona prova anche dei direttori di gara che hanno lasciato correre, sono piovuti di cartellini gialli, partita comunque subito intensa e inizia da qui lo spettacolo del futsal al maschile. Allora, con la voce di Stefano Testoni e il commento di Giulio Cosor che ritroveremo poi nel pre-gara, qui al mio fianco avrò invece il buon Mister Tosin per la prossima sfida, poi ci sarà anche Alberto Nogara, appuntamento tra una oretta, poco meno anche per il pre-gara della seconda sfida delle 16:30 che verrà in campo l'Arzignano secondo in classifica con la marca Futsal Montebelluna. A dopo.